Buonasera, buonasera a tutti, ben arrivati a Telepace Sport, come al solito lunedì intorno alle 21, il nostro appuntamento sportivo. Anche questa sera tanti sportivi, tanti colori a Casa Caritas a Chiavari, come Giacomo e Luca. Buonasera. Abbiamo dato festa a Gloria, perché sarà andata a far Sanremo magari. Ok, facciamo un giro, allora facciamo una carrellata, Giacomo, di questo fine settimana. Ecco, Gloria mi ha lasciato il calcio questa settimana e questa settimana è andata male un po' quasi per tutti. Allora, partendo proprio dalla Serie A, il Genoa ha perso 1-4 con l'Atalanta. Nonostante il risultato, una partita che è stata, diciamo, meno in bilico, cioè è stata più in bilico rispetto a quello che poi è stato il passivo finale, e quindi per il Genoa, diciamo, finisce la striscia di risultati positivi che durava da circa 8 partite. Però ho sentito che hanno applaudito alla fine della partita tutti i tifosi il Genoa, che hanno giocato, si sostiene la squadra, è giusto. In Serie B la Sampdoria ha perso 2-0 in casa del Pisa, una partita difficile, già da fine primo tempo la Sampdoria era in 10, poi diciamo che non ha potuto fare nulla e alla fine il risultato è di 2-0. Lo Spezia, sempre in Serie B, ha pareggiato 1-1 con la Ternana in casa della Ternana, un pareggio poi raggiunto nei minuti di recupero, e comunque, diciamo, bicchiere mezzo pieno per lo Spezia, anche se rimane comunque in zona retrocessione al terzultimo posto. Per quanto riguarda la Serie C, ieri ha giocato l'Entella, ha perso in casa contro la Carrarese 3-1, anche qui come nel caso della Sampdoria ha influito l'inferiorità numerica per buona parte della partita, e il Sesto invece venerdì sera ha vinto contro il Perugia, terza in classifica, seconda vittoria consecutiva per il Sestri, adesso diciamo si sta allontanando dalla zona play-out, quindi un risultato positivo. Bene, una grande vittoria quella del Sestri. Moltissimo. Due vittorie. La Serie D, la Lavagnese non ha giocato perché questo fine settimana c'è la Via dei Gio Cup, che diciamo è una competizione per le squadre di primavera, però c'è anche una rappresentativa di Serie D e quindi la Serie D è stata ferma questo fine settimana. Questa è una carrellata per il grande calcio, diciamo, e invece Luca ci porti in piscina dove? Allora, andiamo ai mondiali a Doha, perché ferma la 1 maschile, ferma la 1 femminile, ferma la 2 maschile, quindi diciamo che l'attenzione adesso era puntata sui mondiali, pallanuoto che è andata bene positiva per i maschi, perché con la vittoria di ieri sono riusciti a entrare nelle prime 8 e questo ha permesso di conquistare il passo olimpico, che era un po', diciamo, l'obiettivo minimo di questi mondiali. Adesso si aprono le porte ai quarti di finale e vediamo cosa riuscirà a fare l'Italia. Ecco, non che i mondiali non siano un risultato da inseguire, ecco, però diciamo che il primo passo è stato fatto e quindi adesso possono giocare anche con la mente un po' più libera, ecco, nel senso che adesso veramente si possono anche divertire e vedere dove riescono ad arrivare. Invece per le ragazze, purtroppo, proprio notizia di un'ora e mezza fa, c'è stata la sconfitta contro la Grecia e quindi ancora non è tutto perso per il passo olimpico, se avessero vinto l'avrebbero guadagnato finalmente, invece purtroppo avendo perso adesso giocheranno dal quinto all'ottavo posto e dovranno arrivare davanti al Canada per conquistare il passo olimpico, quindi vediamo un po' in queste partite cosa succederà. E poi ultima notizia è che da domani scenderà in vasca Alberto Razzetti per le sue gare di nuoto, quindi vedremo quali saranno i risultati che riuscirà a conseguire. Allora facciamo l'applauso ad Alberto, che lo aspettiamo ormai, insomma, aspettiamo solo dei buoni risultati, ma eccolo lì con la medaglia, benissimo. Grande Alberto. Alberto, ci aspettiamo anche tanto da lui, ecco. Non dobbiamo esagerare però questa attesa, perché no, però ci mancherebbe, c'è tutto per arrivare. Però sappiamo che ha delle possibilità veramente di ottenere degli ottimi grandissimi risultati già ottenuti, ma può ottenerne anche, può ulteriormente migliorare i propri successi e quindi facciamo il tifo per lui, ecco. Assolutamente ovviamente. Sì. Allora prendiamo posizione, vado a presentare chi è qua, ma abbiamo tanti ospiti in prima fila e tutta in platea che abbiamo già visti dai nostri registi. Allora, vicino a Luca abbiamo Mauro Fuggetta, che è qua non tanto da sportivo, ma da cantante, da musicista, perché
vicino al Festival Sanremo c'è stato un altro festival della musica che è il Christian Music, ovvero il Festival della canzone cristiana. E Mauro è partito da Casarza Ligure, poi ci farà tutta la sua storia, ma è un musicista che si diverte e pensate, su una selezione di 250 canzoni è arrivato terzo, perciò facciamo un bel applauso a Mauro. Grazie. Ha fatto una canzone bellissima sulla mamma, la vedremo perché così abbiamo un video originale che ci ha portato, quello proprio che ha cantato a Sanremo, ma vi dico già di stare attenti alle belle parole che ha dedicato alla mamma. Vicino a lui c'è il fratello che invece è uno sportivo, che è Aldo Fuggetta, che è il coordinatore della Federazione Regionale Gioco Calcio, settore giovanile e scolastico. Ciao Aldo. Buonasera a tutti. Poi dal calcio passiamo alla danza, andiamo a Santa Margherita Ligure e lo facciamo con l'Associazione Amici della Danza, Beatrice Gardella, che è la presidente. E vediamo tante atlete, so che c'è anche un saggio, vedremo qualche immagine durante la trasmissione. Dalla danza da Santa Margherita Ligure andiamo al Circolo Tennis Lavagna, qua rappresentato da Jennifer Rodino insieme a Michael Vigesi, rispettivamente responsabile e maestro. Insomma, impareremo a giocare a tennis, o quantomeno anche voi con questo grande campione che è uscito, poi sentiremo un po' anche se a Lavagna si è sentito questo risultato. Poi ritorniamo a Santa, abbiamo un campionissimo del calcio che è Luca Cavallo, che ha giocato in tante squadre importanti e adesso è il responsabile dell'attività agonistica della San Margheritese. Vicino a lui abbiamo un difensore, Giacomo Bacigalupo, della San Margheritese. Ecco, facciamo una carrellata, io saluterei da Santa Margherita Ligure, visto che questa sera soprattutto c'è Santa Margherita Ligure, c'è anche l'assessore allo sport che è Patrizia Marchesi, che la salutiamo e gli facciamo un benvenuto. Patrizia. Allora, abbiamo tanto sport a Santa. Sì, a Santa Margherita le associazioni sportive sono molte e anche molto attive sul territorio. E so che poi fate una bella serata a Santa Champion, che sì, premiate tutti i risultati, una bellissima serata, sarà in programma anche quest'anno. Sì, tra poco, il 1° marzo, stiamo preparando appunto l'elenco dei numerosi atleti che dovremo premiare e anche un po' qualche stacchetto giornalistico che ci piace sempre organizzare durante la serata. Benissimo, benissimo, grazie. Presenterei anche vicino all'assessore, abbiamo anche Simone Di Lisi, che è sempre giocatore della San Margheritese. Simone, ieri non è andata bene, non ne parliamo, tanto noi qua non siamo dei tecnici e degli analisti dei risultati, eccetera. Lo diciamo, avete giocato con la terza in classifica, insomma, era una squadra forte la Cairese. Sì, forte, in quel campo lì è tosta per tutti, lo sapevamo, quindi prendiamo quello che viene, abbiamo fatto il massimo e pensiamo subito alla prossima gara, lasciamoci alle spalle tutto adesso. L'obiettivo chiaramente è la salvezza, no? Il campionato di eccellenza. Sì, assolutamente sì. Salutiamo anche il mister, lo facciamo subito, Alessandro Giacobbe, benissimo, dalla prima squadra. Bene. Allora, farei far fare un saluto tanto per rompere un po' il ghiaccio qua, perché ci sono persone che la prima volta non vorrei minimamente. Allora, direi dal tennis, Jennifer. Buonasera a tutti. Ecco, come va il tennis a Lavagna? So che grandi risultati, sono 6 o 7 anni che avete questo impegno e 2 squadre in C, insomma tante belle cose. Sì, bisogna dire che l'anno scorso è stato un anno molto importante per noi perché a seguito della gara d'appalto abbiamo avuto la possibilità di gestire in maniera autonoma per i prossimi 7 anni l'impianto
è un grandissimo risultato e vogliamo ringraziare a tal proposito tutta la giunta comunale, il sindaco Alberto Mangiante in primis, che ci ha sempre sostenuto e ha creduto nel nostro progetto fin da subito. Sicuramente comunque l'impegno della giunta comunale in Lavagna, in particolare il nostro parco, ha fatto sì che sia il nostro circo che il parco sia davvero adesso un fiore all'occhiello per il Levante Ligure. Abbiamo già cominciato i primi lavori per quanto riguarda il cronoprogramma, il nostro progetto che abbiamo proposto, quindi la parte operativa è già partita, abbiamo già cambiato recensioni. Ecco, tanto qua hai mandato queste belle immagini sì. Per insomma, dare l'idea dove si trova. Dove si trova? Un bellissimo posto. Il Parco Tigullio, veramente un sogno perché siamo circondati dal verde e adesso che hanno portato così tante migliorie è veramente un'oasi felice. Ecco, vediamo, c'è il pallone e c'è esatto, abbiamo un campo coperto, no? Sì, stagionalmente, quindi verso aprile e maggio torna ad essere un campo all'aperto perché altrimenti sarebbe troppo caldo giocarci dentro e speriamo in un prossimo futuro di aggiungere un campo da padel se riusciamo insomma, a farcela. Insomma, il padel prende un po' tutti i circoli. Ma sì, non è il mio sport preferito, però sicuramente diciamo che è un servizio in più per i nostri clienti. Bene, parleremo anche di padel, magari un po' cosa ne pensate voi del tennis. Dal tennis facciamo un saluto e così una presentazione di Beatrice Gardella perché di questa associazione danza a Santa. Sì, l'associazione Amici della Danza nasce nel 2001 e con lo scopo di avvicinare i ragazzi, i bambini soprattutto alla danza e per fare questo in simbiosi con la scuola che oggi dirigo organizza dei corsi di danza classica e di danza moderna. I corsi si alternano dai bambini più piccoli del corso della propedeutica dai 4 anni fino ai 6 anni per poi passare alle varie suddivisioni, fasce di età per la danza classica e per la danza moderna. Ecco, noi stiamo vedendo, ecco, proprio in questo momento, qua c'è una rappresentanza di Qui c'è una vostre rappresentanza, atlete. diciamo, dei 2 corsi adesso più grandi, che sono il terzo corso superiore e il quarto corso, sia di danza classica che di danza moderna. Ecco, perciò insomma, avete tutte e due le fate, sia la classica e sarete un bel numero. Sì, diciamo che nonostante lo stop forzato dei 2 anni del Covid, le ragazze hanno mantenuto... Poi hanno ripreso. Esatto, hanno ripreso e si sono aggiunte poi sempre anche le piccoline, quindi siamo un bel numero, sono soddisfatta. Bene. Allora, rimaniamo sempre a Santa e andiamo un pochino sul invece campo di calcio. Luca, dopo tanta esperienza, ricordiamo un pochino tutta no, perché sennò dobbiamo raccontare tutta la puntata, no? Però, ecco, una delle squadre ultime è il Genoa che hai giocato, perciò, per non dire tante squadre, tipo il Cagliari, il Monza, insomma, dove nasci calcisticamente? Quando eri un ragazzino come loro, dove eri? A Rossiglione, ho fatto un anno alla Rossiglionese e poi sono passato subito al Genoa, quindi all'età di 8 anni ho iniziato a indossare la maglia del Ecco, Genoa. ti vediamo, lì avevi qualche anno in più. Sì, lì avevo 19-20 anni, dai. Era l'anno che ho fatto l'esordio in Serie A. Quindi poi ho fatto tutta la trafila nel Genoa, sono stato, diciamo, fortunato ad essere riuscito a esordire il mio sogno, il sogno di tanti ragazzi. Quindi poi dall'esordio e poi ho girato tante squadre, non è bello perché mentalmente non mi ha aiutato a rimanere, quindi ho fatto un po' di cavolate ragazzi, quindi ogni anno cambiavo spesso squadra. Però sono contento della carriera che ho fatto, mi piace anche raccontarla perché non ero un grandissimo giocatore, però avendo anche dei difetti, lavorato parecchio sui miei difetti, mentalmente ero molto, molto bravo, forte, avevo una grande personalità, mi mancava un piede, non è che non usavo mai il piede sinistro. Qual era il tuo piede forte? Il piede destro, ma non era neanche tanto forte, però di conseguenza... Il tuo ruolo sei nato come sei nato? Come ruolo hai sempre mantenuto? Il ruolo è centrocampista o difensore centrale. Hai sempre mantenuto questo? Sì, anche perché mettermi sulla fascia era difficilissimo perché ero molto lento, quindi era dura spostarmi dalla zona centrale.
E mentalmente, come dicevo prima, ero molto forte, avevo personalità, quindi mi ha aiutato parecchio nel arrivare a quello che ho fatto. Quindi ogni ragazzo, secondo me, può riuscire ad arrivare, basta lavorarci mentalmente, non solo tecnicamente e tatticamente, che è quello che poi andiamo a proporre ogni giorno sul campo a Santa Margherita. Bene Luca, poi magari ci racconti qualcosa, hai qualche piccolo consiglio da dare al mondo del calcio in base alle tue esperienze, no? Sì, no, soprattutto il mondo del calcio è visto, sono cambiati non i ragazzi, ma siamo cambiati noi genitori, perché ogni ragazzo crediamo di avere in casa o Cristiano Ronaldo o Messi, quindi di conseguenza gli diamo tantissime aspettative, che non è così, perché ce ne sono uno, c'è Ronaldo e c'è Messi. Ma come mai che siamo diventati noi genitori così? Perché vediamo i nostri ragazzi come un investimento che portano a casa dei gran soldi, però non è così, perché se ne esce uno su 30.000 vuol dire che non possiamo diventare tutti calciatori, sicuramente diventiamo tutti uomini, quindi è un consiglio che do a chi fa settore giovanile, alle nostre società. Prima bisogna farli crescere sotto l'aspetto umano, poi diciamo sotto l'aspetto calcistico. Ecco, perciò anche per noi genitori, tu sei genitore anche? Sì, sono genitore, mio figlio ha smesso quest'anno di giocare, quindi, però non è che non avevo aspettative, ho sempre lasciato che lui facesse le sue scelte, dandogli sicuramente dei consigli, però non sono deluso della sua scelta, anche perché è un ragazzo molto intelligente e di conseguenza ha fatto una scelta. Voi sportivi in genere dite, quando vi si chiede qualcosa sui ragazzi, lasciateli fare quello che gli piace, lo sport che gli piace per divertimento. È così, Luca, no? Sì, ma non solo i ragazzi, anche perché io ho smesso di giocare a 36 anni, però mi sono sempre divertito, perché se non c'è il divertimento e vai al campo anche con un'età come la mia, 36 anni, non ti diverti, non rendi, non ti trovi male nello spogliatoio, ti trovi male con i compagni, e quindi di conseguenza, secondo me, quando non c'è più il divertimento è meglio smettere, perché è un peso che ti porti dietro, però non c'hai soddisfazione. Bene Luca, intanto vediamo qualche immagine, probabilmente di repertorio, però del campo di Santa Margherita Ligure. Ritorniamo un po' come al solito palleggiamo, Michael, dicevamo con Jennifer qualcosa del tennis, ma in campo. Tu invece sei maestro nazionale, invece sei partito... Allora, io sono maestro nazionale, sono diventato ad aprile maestro nazionale, arrivo al Circolo Tennis Lavagna nel 2016 e devo ringraziare Jennifer e ovviamente il presidente del circolo Silvio Rodino che mi hanno dato fiducia e ogni anno sempre più spazio fino ad arrivare a lavorare tutti i giorni con i nostri ragazzi. Dall'anno scorso mi sono trasferito anche come società, prima giocavo a Recco, sono venuto a giocare la D1 per cercare di far salire la squadra insieme ai nostri due atleti di punta, Valentino Magrone e Matteo Caravelli, e insieme a mio fratello Luca abbiamo conquistato la promozione in Serie C. Siamo una delle uniche squadre del Levante che abbiamo due Serie C, la C maschile e la C femminile, composta da Jennifer e dalle altre due nostre atlete, Giulia Bruni e Vanessa Crovetto. Quindi puntiamo tanto sui giovani e soprattutto sui nostri ragazzi. Perciò da un lato c'è l'aspetto agonistico, dall'altro c'è anche l'aspetto chi vuole venire a fare un'ora a tennis può venire. Certo. Allora, Giacomo sì, è vicino, hai citato due nomi, forse l'abbiamo già visti, andiamo a conoscerli. Sì, da prima quando è stata citata la Serie C volevo chiedere a Giulia Bruni, che fa parte della squadra femminile. Brevemente, per chi ci segue, spieghiamo questa cosa che il tennis è uno sport individuale, però i campionati di Serie C di BA si giocano a squadre. Come funziona? Allora, praticamente si svolge durante il weekend e nella Serie C solitamente si gioca la domenica e si fanno 3 singolari e infine poi si fa un doppio. Immagino sia anche stimolante il fatto di giocare in squadra, confrontarsi anche con i compagni. Sì, esatto, c'è un'atmosfera completamente diversa rispetto a un torneo individuale perché puoi rimanere anche in campo, in panchina, fare il tifo per il tuo compagno per cercare anche di spronarlo maggiormente
e aiutarlo a vincere una partita comunque. Allora io passo dall'altra parte dove c'è Valentino Magrone, chiedo scusa alla regia per questo. Tanto sulla cosa del gioco a squadre, qualcosa da aggiungere, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, è veramente bello gareggiare a squadre, quasi più che individualmente a volte, perché spesso una vittoria portata per la squadra è più soddisfacente che un risultato personale. Ecco, il tennis, oltre diciamo l'aspetto tecnico, fisico, è anche un gioco che richiede molto dal punto di vista mentale, anche molto usurante da quel punto di vista. Come si fa ad allenare quel lato? Bisogna cercare di giocare tante partite per acquisire sempre più fiducia fino ad arrivare a divertirsi giocando in campo. Grazie. Ritorniamo al calcio con Aldo, parliamo di calcio, tu rappresenti il settore giovanile invece scolastico della FIGC. Ecco, questa distinzione che fa il calcio tra cosa significa giovanile e scolastico? Allora, dunque, intanto sono fresco di nomina da poco, da qualche mese, e improvvisamente mi sono trovato a gestire praticamente una serie di cose che non avrei neanche immaginato, ma che comunque hanno una certa responsabilità. Settore giovanile scolastico, perché noi andiamo nelle società e andiamo anche nelle scuole. Ecco perché la federazione praticamente ha dei collaboratori a livello tecnico in campo con le società e ha dei collaboratori che sono preparati professionalmente. Teniamo presente che sono tutti laureati in scienze motorie e quindi vanno nelle scuole proprio a promuovere il calcio, sia maschile logicamente che femminile. Ok, perciò c'è una rappresentativa poi, no, che state preparando e tra l'altro con Santa c'è in programma qualcosa di bello. C'è un evento importantissimo, almeno io lo considero così, perché comunque in una location come Santa Margherita, che insomma diciamo che è una delle perle del Golfo del Tigullio, e quindi non a caso è stata scelta per inaugurare il nuovo centro federale territoriale, perché abbiamo un po' patito per 2 anni la mancanza di un centro federale che prima era a Recco, e poi vabbè la pandemia, tutto quello che ne consegue, che ne è venuto dopo, c'è stato un po' un momento di fermo. Poi con tanta insistenza siamo riusciti a inaugurare, adesso il 19 di febbraio verrà l'inaugurazione ufficiale, nel comune di Santa Margherita, precisamente sul campo Brocardi, dove appunto la società San Margheritese ci ospiterà anche. Il tutto avverrà in una location fantastica. Io ringrazio qui presente l'assessore allo sport, la signora Patrizia Marchesini, perché ci ha messo a disposizione una location fantastica che è Villa Durazzo. E quindi in questa villa avverranno alle ore 11, avverrà proprio l'inaugurazione istituzionale, insomma i saluti da parte delle maggiori cariche istituzionali sia politiche che federali. Ne cito una, verrà sicuramente il presidente nazionale Vito Roberto Tisci del settore giovanile scolastico, con a seguito il suo staff. E poi nel pomeriggio invece ci sarà l'inaugurazione proprio del taglio del nastro, della scopertura della targa ufficiale, come vedete alle mie spalle Evolution Program, che è proprio la metodologia dell'allenamento che consacra questo centro federale territoriale, dove praticamente tanti mi chiedono ma qual è lo scopo di questo centro federale? È quello di accogliere i ragazzi più meritevoli che noi andiamo poi a selezionare nelle varie società con un sistema che si chiama area di sviluppo territoriale. Praticamente noi andiamo nelle società, osserviamo gli allenamenti, ci confrontiamo, praticamente promuoviamo anche questa metodologia per poi sfogare nel centro federale territoriale. Farei intervenire l'assessore in questo senso, insomma, ci prepariamo alla festa allora del 19.
Sì, è con piacere che noi abbiamo accolto questa opportunità che ci è stata data dalla federazione. Credo anche che la San Margheritese abbia contribuito sotto questo aspetto per la serietà che ha sempre manifestato nel suo modo di lavorare. E io sono particolarmente contenta che il Broccardi assuma questa nuova faccia e si possa esprimere maggiormente anche attraverso l'immagine di essere centro federale. Abbiamo da poco fatto il manto l'anno scorso e altri lavori poi prossimamente dovranno essere fatti, e quindi sono molto soddisfatta che possa ancora essere ancora più prestigioso con la sede del centro federale. Benissimo. Allora, vicino Aldo a te, stasera ti abbiamo fatto una sorpresa. Di questo, perché né io né lui sapevamo di essere qui, quindi ci siamo ritrovati. La sorpresa di due fratelli. Ma questa passione per la musica, tu cosa ne sai del fratello Mauro? Come mai? Allora, intanto, per cominciare, te l'ho annunciato prima, in questo teatro, tutto è cominciato qui per me, perché negli anni 70, quando c'era ancora erano unite l'orchestra di Chiavari con la Filarmonica di Sesti Levante, erano due società unite, proprio in questo teatro avvenivano le prove e io suonavo in mezzo a tanti orchestrali, esattamente il mio strumento era il corno, e io praticamente il mio approccio alla musica è stato questo. Poi man mano crescendo tu hai ho trasmesso a mio fratello, invece Mauro ma perché poi gli ho trasmesso un po', diciamo, di quello che... Mauro è merito di Aldo. E poi sai quando praticamente l'allievo supera il maestro? Insomma, in questo caso... Mauro, poi sentiamo la canzone, ma solo un flash. Ma pensavi di... Come sei arrivato a questo festival musical? Niente, io, come dire, sempre per gioco, come nello sport che ci accomuna e ci associamo, musica e sport assieme. Ero un bambino, un ragazzino, dalle medie fino ad arrivare adesso ho sempre coltivato la musica che mi ha trasferito mio fratello e ci siamo anche ritrovati anche a fare musica assieme. Solamente che poi lui strada facendo ha preso il percorso dello sport e io ho continuato ad andare avanti, come dire, per questa strada, che sempre per gioco, poi mi sono impegnato e ho cercato di costruire determinati percorsi. Questo qui è stato impensato, io, come dire, subito così era quasi sconosciuto il Christian Music Festival di Sanremo e questa era la sua terza edizione. Io, come dire, l'ho conosciuto attraverso, come dire, un gioco, uno scherzo che faceva Fiorello alla televisione che parlava di questo festival. Io poi sono andato a visitare Google, avevo una canzone da inserire dentro con questa tematica, perché scelgono tutto attraverso questa tematica e musica che si mette assieme e quindi sono stato scelto attraverso questa situazione si è creata. Ok, allora ti abbiamo conosciuto, poi sentiamo la canzone. Ritorniamo un po', che se no dobbiamo palleggiare. Abbiamo qua il nostro difensore centrocampista, difensore, Bacigalupo Giacomo. Raccontaci invece un pochino di te. Io niente, ho iniziato a giocare da bambino, verso i 6-7 anni nella Lavagnese e ho fatto il settore giovanile lì fino ad arrivare ai 18 anni in prima squadra e gioco lì 5 anni, poi l'anno scorso ho fatto un'esperienza fuori vicino Roma e quest'anno sono tornato qua. Io sono di Lavagna, sono tornato su e tramite Simone, grazie a Simone, sono approdato nel mondo Orange della San Margheritese. Trovi bene, sì? Assolutamente, trovo bene. Bella società, bel gruppo. Tra l'altro ho visto qualche filmatino che ci sono i tifosi, insomma, in genere a volte vanno alla cronaca per... no, tifosi un po', però... ecco, avete proprio splendidi supporter, è
bello, sono belle immagini, fa sempre piacere vederli alla domenica alle 3, seguirci. Ecco, giocate alle 15 la domenica, non giocate in casa. Sì, Perciò la prossima, in casa, il 18 alle 15 con l'Arenzano. Con l'Arenzano. L'Arenzano, esatto. Bene. Ritorniamo un pochino sul tennis. E invece, forse ho visto anche delle foto, siete stati anche premiati a Palazzo Tursi a Genova per queste promozioni, no? Se così dalla regia riusciamo a vedere. In realtà siamo state premiate io, Giulia Bruni e un'altra ragazza che faceva parte della nostra squadra per aver vinto la Coppa Corradi, che è una coppa autunnale femminile, in realtà solo per questa occasione, poi in realtà i risultati ne abbiamo avuti moltissimi. Ecco, vediamo un pochino queste foto che le vuoi commentare. Ma in realtà è un momento molto particolare, ecco. Perché quella in particolare, perché con la Coppa Davis credo che non ci capiterà forse mai più, mentre, eccola, invece tutte le altre foto rappresentano un po' tutto il nostro lavoro che stiamo facendo in questi anni, sia del settore non agonistico fino ad arrivare a quello agonistico, dunque andiamo molto fieri perché già dai bambini 2017 di cui abbiamo poi una foto, abbiamo già vinto un campionato regionale anche già solo a 7 anni per poi arrivare a le squadre più importanti come la Serie C maschile e femminile, che sono ovviamente ecco, qua questa foto vai un po' indietro, una bambina? È mia figlia. Tua figlia? Mia figlia, sì. Ma a che età li prendete? Ma dai 4 anni indicativamente. Insomma, una racchetta per i 4 anni? Sì, io non sono quella mamma che gli ha fatto provare tutti gli sport, però ha provato solo il tennis e speriamo che rimanga lì. Ecco. E Michael quando hai iniziato? Quanti anni avevi? Io a 5. A 5. A 5 anni ho iniziato. Ma questo Sinner wow. Insomma, Wow. Cosa ne dite? È un movimento sicuramente sta portando alla crescita del nostro movimento, è un riferimento ed è diventato già un idolo per tutti i nostri ragazzi. Io ogni volta chiedo ai ragazzi, già di 6-7 anni che chiedo qual è il vostro giocatore preferito, tutti dicono Sinner. Ha sbaragliato tutti quanti. Assolutamente. Sì, prima non avevano un idolo tennistico, ora Sinner bisogna dire che è veramente un grandissimo riferimento per tutti. Ecco, tu da maestri siete, no? Che caratteristiche ha Sinner? Se dovessi dare un profilo sportivo suo, che gioco tecnicamente, qual è il vostro ragionamento? Allora, tecnicamente sono tutti forti, se andiamo a guardare i primi giocatori del mondo sono tutti forti tecnicamente, tatticamente e fisicamente. La componente secondo me che a un certo livello poi fa la differenza è la parte mentale. Comunque lui è un ragazzo che a 14 anni è andato via di casa, è andato ad allenarsi in un centro a Bordighera e da solo con la famiglia lontano ha fatto tutto quel percorso e questo poi lo porta ad essere super... Certo che da 0 a 2 bisogna crederci, no? Da 0 a 2? Sì, quando perdeva in finale. Ah sì, 2-7-0 sotto, infatti è lì che la componente mentale viene fuori, esatto. Luca? Non è che hai giocato anche a tennis? No, a tennis. Meno male che qualche volta per divertimento, ma non era il mio sport, ecco. Però insomma, mi piace seguirlo e tutto. A me cosa piace di Sinner è la potenza dei colpi, ecco, ha una potenza dei colpi che, cioè, lui riesce, qual è secondo me la sua forza? Quella di riuscire a mantenere la potenza e la velocità dei colpi per tutta la partita, cioè mentre magari i giocatori tipo Medvedev e altri magari hanno 2 set, tengono la potenza e tutto, poi magari calano un po', lui invece per tutta la partita mantiene sempre la stessa potenza. Ecco, adesso ha migliorato anche il servizio, che era un po', non dico il suo punto debole, però dove era un po' meno degli altri, e quindi a questo punto secondo me diventerà a breve, secondo me, il miglior giocatore del mondo. Ecco, non è una previsione difficile, ecco, lo so, non è che sto dicendo una cosa, però l'hanno già detta in tanti. Ecco, Jennifer dice speriamo. Pare che ci piace moltissimo anche fuori dal campo, per un ragazzo molto umile, un lavoratore, una famiglia sprint alle spalle che non è da sottovalutare assolutamente. Quindi essendo un bel esempio sia dentro che fuori, ci auguriamo che rimanga il numero 1. Sì, è rimasto, mi sembra, un ragazzo meraviglioso, sì. Proprio molto semplice. Un grande insegnamento anche per i nostri atleti. Ecco, magari poi chiediamo qualcosa. Riandrei un pochino invece nella danza, Beatrice.
Ecco, abbiamo qualche rappresentanza che possiamo chiedere qualcosa? Sì, Giacomo. Allora, io volevo chiedere a Giulia Gazzali, prima si parlava del fatto che fate danza classica e danza moderna. Brevemente ci spieghi quali sono le differenze, cosa cambia? Allora, nella danza classica diciamo che è la danza un po' quella principale, quella da cui diciamo un po' tutto inizio, perché anche comunque per fare moderno serve una base classica, infatti molte delle mie compagne fanno sia classico sia moderno. Diciamo che classico è proprio il repertorio. Ecco, andando su altri aspetti, vedo un gruppo molto nutrito di ragazze, come vi trovate? Siete unite, siete amiche anche? Io faccio danza con loro da praticamente 7 anni e diciamo che sia fuori sia dentro si è creato un gruppo fantastico anche grazie alla Bea che in qualche modo riesce sempre a coinvolgerci proprio, a farci amare la danza. Ecco, Beatrice, tanto magari dalla regia so che c'è qualche immagine di un saggio, se riusciamo magari a mandare, vediamo qualcosa, ce lo commenti questo saggio quando viene fatto? Allora, solitamente il saggio viene organizzato in una serata di fine giugno, ormai è un appuntamento fisso, uno spettacolo pubblico che lo svolgiamo nella nostra meravigliosa cornice dell'Anfiteatro Bindi a Santa Margherita. E anche quest'anno sarà in una serata appunto di fine giugno. Solitamente partecipano tutte le allieve dalle più piccole fino alle più grandi. Nella prima parte si alternano i balletti di danza classica e danza moderna, mentre la seconda parte è sempre destinata a una favola ispirata ai cartoni animati Disney o alle favole classiche. Ecco, non so, ecco, tipo questi esercizi come hanno un Questi nome? sono danza sì. moderna, sì, un balletto che hanno fatto le ragazze del corso medio superiore con le musiche di René Aubry, sono le ragazze che ormai sono il corso più grandi che abbiamo qua in sala. Vorremmo sentire magari una protagonista, Giacomo, c'è qualcuno? C'era. Ma anche se non siete d'accordo, dai. Beatrice, dillo tu, fai un nome, dai. Tanto sono tutte brave queste ragazze, è molto più difficile. No. Beh, la Chiara è... Chiara, ecco. Alzati. Raccontaci un po', eri tu a fare questi... Vabbè, intanto complimenti. Grazie. Grazie mille. Tanto, vabbè, adesso noi l'abbiamo visto senza musica, quindi si capisce poco. Ci puoi raccontare che musica era, magari qual era il tema della coreografia? Allora, eravamo tutte sotto le coperte, diciamo, e ci siamo divertite tanto perché ci abbiamo messo un po' di mesi a farlo. Ok, continua pure, scusaci. Ci siamo divertite tantissimo, è stato abbastanza impegnativo, soprattutto per la musica perché andava un po' piano, un po' veloce. E alla fine ce l'abbiamo fatta. E grazie a questo abbiamo anche legato tanto, anche con Marta. E nulla. Chiedo una cosa da... Vai. Va bene, visto che non eravamo d'accordo, non vorrei esagerare, Giacomo, bene, poi se no... Va bene. Allora, se riusciamo dalla regia, abbiamo i due servizi, sia del Sestri Levante che della Virtus Entella, giocato prima il Sestri, vediamo il Sestri Levante in questa vittoria. Stiamo facendo molto bene nel girone di ritorno, soprattutto per quanto riguarda i risultati. Le prestazioni secondo me in buona parte del girone d'andata c'erano e non erano arrivati i punti. È una tabella sì da tenere d'occhio, ma direi che comunque non possiamo certo pensare che sia fatta, anzi mancano talmente tanti punti. Diciamo che ne mancano 14? No, dire che mi è piaciuto più il secondo tempo sarebbe un voler guardare al fatto del risultato, cioè nel senso la prestazione secondo me
va valutata anche 11 contro 11 perché il Perugia spingeva forte. I primi 20 minuti sembravano un po' quasi quelli come con la Torres, anzi, però abbiamo tenuto sicuramente anche meglio. Secondo me stasera abbiamo fatto 11 contro 11, una grossissima prestazione. Insomma, non dimentichiamoci che il Perugia veniva da 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5, è una squadra terza in classifica, quindi insomma dobbiamo anche pensare quello. Ci sta, loro poi vengono per vincere, l'avevano anche dichiarato che non si accontentavano di un pareggio, giustamente. Quindi ti dico, io sono molto soddisfatto anche e soprattutto della prestazione in parità numerica perché eravamo in partita, non mi sento di dire che stavamo subendo, all'inizio sì, i primi minuti sì, poi abbiamo cominciato a prendere le contromisure, devo dirti che i ragazzi sono stati molto bravi secondo me anche a livello tattico. Bisogna applaudire il Sessi Levante per queste due belle vittorie, sia Luca che Giacomo. Luca, cosa dici del Sessi Levante? No, Sessi secondo me bisogna applaudirlo non solo per queste due vittorie, per il campionato che sta facendo, anche perché sta sempre giocando fuori casa. Sta facendo del calcio, il mister è molto bravo, quindi si vede le idee del mister. Spero si salvi perché se lo meritano, è una delle squadre che gioca meglio in categoria, quindi bisogna fare solo i complimenti al Sestri per quello che sta facendo e soprattutto penso che abbia un budget molto ristretto rispetto alle altre realtà. Invece Giacomo aggiungi anche la Virtus Entella che poi vedremo il servizio. Ma anche l'Entella sicuramente viene da un percorso diverso rispetto al Sestri Levante, ha sicuramente un budget diverso, possibilità diverse e quindi poi non è mai facile perché quando si fa mercato eccetera sembra scontato il campionato, poi bisogna giocarle le partite, si possono incontrare difficoltà nonostante tutto, però penso che abbia fatto anche dei bei campionati, ci sta un periodo di flessione. Penso sia normale, va bene dai. Ecco, già con la Lavagnese invece c'è questa ripresa, questo sprint di queste ultime partite. Sì, io penso che fosse anche lì non scontato riprendersi, ma la squadra è forte, secondo me, e merita e deve mantenere la categoria per la storia che ha la Lavagnese. E penso che la Serie D sia doveroso mantenerla, è giusto. Allora, visto che siamo in tema di calcio, abbiamo qua in prima fila uno sportivo che fa l'arbitro, però non solo, Andrea Magri, facciamo un bel applauso. Perché abbia scoperto che è una passione, vero Giacomo? Sì, Andrea Magri questa sera in qualità di scrittore, perché ha scritto un libro che si chiama Summertime. Mi ha spiegato prima brevemente che racconta sostanzialmente gli ultimi 2 anni di liceo, quindi in parte autobiografico, parla di amicizia, mi ha detto anche che parla di insegnamenti, di cose che si trasmettono. Tanto come mai hai deciso di scrivere questo libro? Perché hai deciso di scrivere un libro? Allora, buonasera a tutti. Allora, l'hai detto tu, parla di valori. Io credo che nella vita bisogna lanciarsi nelle iniziative e anche in quelle che sono le avventure. Io sono un arbitro di calcio, quindi è stata la mia prima avventura importante. Mi piace scrivere, dicono che io sia in grado di farlo in modo positivo, quindi perché no? Perché non provarci? L'hai detto, 2 anni raccontati in un'unica storia. Ci sono un conseguirsi di passioni, valori in cui io credo fortemente, perché sono quei valori che ti permettono di andare avanti, sono valori che io rispetto all'interno sia della mia vita quotidiana sia nella mia attività di arbitro. Quindi all'interno di una storia personale vuoi trasmettere un messaggio, dei valori positivi, giusto? Esattamente, io credo che ogni tanto si vadano un po' a perdere i valori all'interno di noi giovani. Quello che è il mio messaggio per tutti e per me in primis è quello che l'amicizia esiste il trovare un punto di appoggio per andare avanti in qualunque cosa. Per me è stata queste amicizie, perché si parla di amicizia plurale, lo è stato l'arbitraggio come fonte di coraggio, perché nella vita ci vuole anche questo. Allora ti chiedo subito una cosa veloce, com'è che hai iniziato? Come fonte di coraggio, cos'è che ti ha spinto a iniziare
e poi ti ha fatto rimanere, diciamo? Allora, cosa mi ha fatto iniziare? Io sono molto onesto anche per quello che faccio, quindi principalmente il fatto di amare il calcio da quando avevo 1 anno, perché mio padre mi ha vestito con la maglia della mia squadra da praticamente appena nato, e dunque il calcio è entrato nel mio DNA. Quello che mi ha spinto a fare l'arbitro è stata un po' questa ammirazione per questi signori giovani, ultimamente in giacchetta nera, che mi davano quel bagliore negli occhi che non vedevo nel calcio, e un po' anche, molto sinceramente, anche le scarse qualità nel calcio che avevo. Avevamo parlato del libro, ce lo puoi mostrare, giusto? Comunque il libro è anche un oggetto fisico, è anche bello da vedere, come copertina, come scelta. Giralo verso la telecamera. Eccoli così, lo vediamo. L'hai scelta tu la copertina? Allora, sì, la copertina l'ho No, giralo con la telecamera, tienilo lì. Allora, la copertina assolutamente ha un significato, è la città di Lavagna, che è qua vicino, dove io sono cresciuto. Io sono nato a Brescia, ma praticamente sono ligure per adozione. È stata fatta in collaborazione con mio padre, che nutre insieme a me questa passione un po' per la fotografia, un po' per la scrittura, e che ringrazio pubblicamente per avermi dato una mano in questo. E credo che con questa immagine che... Ecco, scusami, chi sono le 2 figure o cosa rappresentano? Sì, allora, le 2 figure è una stampa di quello che era un disegno originale fatto da me, e rappresentano i 2 protagonisti di questo libro, sono Alex e Beatrice. Alex sarei io, Beatrice, chi leggerà il libro scoprirà che è... non possiamo spoilerare oppure... Qualcosa spoileriamo, ma rimaniamo molto criptici, come molti dicono su di me, e è la coprotagonista, è quella che accompagnerà nel viaggio il principale protagonista, che sarei io. Grazie mille. Grazie Andrea. Allora, andiamo con la musica. Mauro, diciamo, adesso la vediamo, la sentiamo meglio la canzone, è una canzone alla mamma. Ecco, vi ricordo di sentire, di stare ad ascoltare bene tutte le parole, perché sono veramente belle. Vuoi in 30 secondi presentarla, Mauro? Sì, questa canzone qui si chiama Madre Maria, è un pezzo inedito, farà parte poi di una compilation qui che uscirà a breve presso la Blue Music, dove poi chiaramente il ricavato sarà praticamente devolto in beneficenza. Quindi questa canzone qui, più o meno, come dire, è dedicata sì a mia madre, è nata così questa canzone qui, dedicata a mia madre, però poi si è unificata parlando della madre delle madri, quindi intitolata Madre Maria. Allora, da Sanremo, in occasione del Festival della canzone cristiana, andiamo a sentire Mauro Fuggetta. Sì. Se all'improvviso piove, c'è una ferita al cuore, entrerò nella tua casa come le porte di un tempio. Mi capirai di nuovo, non lascerai dire parole. Sei sempre stata così buona come mamma Maria. Sulla strada del destino non sono andato dritto, la mia crescita sembrava avere molto presto. Quante lacrime hai versato, non dormivi per me la notte e pregavi per me sincera e per il mio futuro. Non essere triste, mamma Maria, non preoccuparti più per tutto quello che ho fatto, per favore perdonami. Sei unica amica mia, come ti amo madre mia. Stammi vicino e non lasciarmi per andare via. Te ne sei volata via ed era il 4 di agosto.
la mia vita si è oscurata in questa parte di tempo. Non ero pronto e tu lo sai, e pregavo per te la notte. Ti cercavo come quel bambino in braccio a Madre Maria. Non ero pronto e tu lo sai, e pregavo per te la notte. Ti cercavo come quel bambino in braccio a Madre Maria. Non essere triste, mamma Maria, non preoccuparti più per tutto quello che ho fatto, per favore perdonami. Sei unica amica mia, come ti amo madre mia. Stammi vicino e non lasciarmi per andare via. Ti ringrazio per tutto quello che tu hai fatto per me. Sono diventato uomo e lo devo solo a te. La carezza all'abbraccio tuo, con un bacio mi accompagnano. Mi benedici fedelmente assieme a Maria. La carezza all'abbraccio tu, con un bacio mi accompagnano, mi benedici fedelmente assieme a Maria. E con Gabilo, grazie. Bravo, veramente bravo, Mauro. Complimenti, sì, veramente una bella canzone, una bella voce, complimenti. E soprattutto alla mamma. Sì, grazie di tutti. Sì. Era stata poi il terzo posto è stato inaspettato, io ero lì che aspettavo, ho fatto la mia performance, abbiamo fatto 7, 8, 9 febbraio in concomitanza con il Festival di Sanremo. E noi eravamo dalla parte opposta, in un teatro dalla parte opposta, e quindi io ero lì che aspettavo e poi inaspettatamente è uscito fuori il terzo posto. Bene, Mauro, ancora. Poi ci salutiamo. La linea a Santa Margherita Ligure. Allora, qui siamo con l'Under 13 della San Margheritese, partiamo dall'allenatore Mauro Catania. Buonasera a tutti, grazie. Intanto, prima che iniziassimo, quando io ho detto, ma cosa mi racconti di bello per rompere il ghiaccio, mi ha detto, ti racconto tutto di bello, perché allenare i ragazzi è bellissimo. Sicuramente. Confermi tanto? Confermo, poi loro sono davvero ragazzi positivi, predisposti al lavoro e hanno sempre il sorriso. Al di là di tanti altri, se ci chiedi a qualcuno, vuoi andare a giocare nell'Entella, ti chiama la Sampdoria, loro vogliono giocare nella Samma. E sono i loro primi tifosi che abbiamo visto il video. Visto. Allora andiamo dal capitano portiere Andrea Pizzo. Che gruppo siete? Siete molto uniti, quindi ci sembra di capire da quello che dice il mister. Sì, ci vogliamo tutti bene, riusciamo a ridere e scherzare, ma in campo comunque c'è molta intesa. Secondo te qual è il segreto perché una squadra funzioni, perché ci sia questa unione? Non ullarsi contro, comunque stare uniti e giocare anche se ci sono screzi fuori campo e le cose che succedono in campo restano in campo, quello fuori. Quindi l'unione insieme. Come sta andando la stagione? Bene, è iniziato il secondo campionato dove le prime 2 le abbiamo vinte contro Villaggio e Soi che abbiamo giocato ieri mattina. Allora, buona continuazione, grazie mille. Allora ci sistemiamo con calma, intanto andiamo ancora un pochino, ci avviciniamo alla fine, abbiamo ancora qualche cosa, ma ci avviciniamo alla fine. Beatrice, cosa dobbiamo ancora dirci? C'è un bel gruppo che, insomma, lì dobbiamo ancora un pochino magari sentire, ma qual è il futuro prossimo? Intanto quanto vi allenate? A seconda dei gruppi si allenano dalle 2 alle 3 volte a settimana.
Le ragazze che sono qui questa sera sono tutte e due corsi che appunto si allenano 3 volte a settimana, e i prossimi impegni sono la partecipazione a uno stage che avverrà a Santa Margherita nel periodo di fine marzo, con professionisti del mondo della danza provenienti dall'ex Aterballetto, e poi a giugno il nostro saggio di fine anno, dove siete tutti invitati a Santa Margherita Ligure. Bene, dove sarà fatto? Sarà sempre nell'anfiteatro Bindi, sarà il 21 di giugno alle ore 21. Avete già programmato? Abbiamo già programmato in accordo col comune di Santa Margherita, che ci dà sempre un sostegno per organizzare il tutto. Bene, vediamo, forse che sta arrivando in postazione nuovamente Giacomo, dal calcio alla danza. Vai. Allora, qui abbiamo Letizia Ferro, Aurora Albino, appunto della danza. Allora, tanto sentiamo appunto gli allenamenti. Comunque gli allenamenti sono impegnativi, come si fa, diciamo, a affrontarli, a resistere, tra virgolette, in senso buono resistere? Allora, io, come ha detto la nostra insegnante, mi alleno 3 volte a settimana, solo classica, lei è anche moderna, e sono 50 minuti a lezione, e nonostante sia impegnativo comunque, perché ci vuole forza e tenacia, riusciamo sempre a superare tutto con un bel sorriso, e ringraziamo anche la nostra insegnante per la leggerezza. Che Aiuta comunque a essere un gruppo unito. Sì, aiuta molto, e fare i gruppi ci aiuta anche a sperimentare nuove amicizie. Ad esempio, io molte mie compagne non le conoscevo e le ho conosciute facendo danza. Grazie. Grazie Andrea, tutte libere. Allora, forse c'è ancora un gruppetto del tennis, Jennifer. Volentieri. Vediamo invece il settore giovanile. Abbiamo parlato dei risultati, la Serie C, tutta l'agonistica, invece il settore giovanile. Ma guarda, noi abbiamo la grandissima fortuna di fare i maestri di uno sport dove a tutte le età ci sono tantissimi campionati, tantissimi impegni che possono sia ricoprire le gare a squadre agonistiche, che dai più piccolini, che ce n'è anche oggi uno tra di loro di 6 anni, come anche il gruppo adulti che si impegna con la stessa frequenza quasi di un ragazzo agonista, che anche qua ci sono di nuovo 2 nostre grandissime sostenitrici. Quindi la cosa bella del nostro sport è che abbiamo grandissimi risultati con i bambini, ma anche con gli adulti davvero siamo forti. Conferma il maestro? Sì, abbiamo la cosa bella, ecco, del nostro lavoro, chi lo fa con passione, comunque che traiamo soddisfazione sia dai bambini piccoli ma anche dagli adulti, cioè allenare un gruppo adulti che poi fa tornei è comunque stimolante, appagante. Ovviamente la parte, diciamo, forse più bella è quella dei bambini piccoli, che è un po' dove vai a mettere le basi per costruire il giocatore, quindi quella è... Abbiamo anche un paio di nostri atleti che sono cresciuti praticamente proprio con noi, da piccini. E facciamo il gruppetto, dai, come gli altri. Ma Vanessa e Matteo credo che siamo partiti. Michael, ti volevo chiedere, come si diventa istruttore e tecnici nazionali? Allora, ci sono, diciamo, 4 livelli, si parte dal primo, livello dopo livello è sempre più impegnativo, ci sono dei tirocini da fare, quello che, diciamo, muove, diciamo, la cosa più importante, secondo me, che deve avere comunque un istruttore è la passione per il proprio lavoro. Ci sono tanti magari che sono stati anche dei giocatori che però poi, se non hai passione con i bambini e che metti ogni giorno sul campo, non rende, quindi sicuramente quella è la cosa fondamentale. Insomma, c'è un capitano nel tennis? Non ho chiesto, io qua parlavamo appunto del più piccolo. Tanto, come ti chiami, che non ho fatto in tempo a chiedertelo, qua ci sono dei fuori programma. Io mi chiamo Leonardo Raffo, ho 6 anni, li ho appena compiuti. E da quanto tempo è che giochi a tennis? Quasi da 1 anno. E com'è che hai iniziato? Cosa ti ha attirato? Quando ho iniziato mi ha attirato molto bello, però il tennis è molto bello e mi fa giocare benissimo. Bravissimo, il tennis dai. mi piace tantissimo.
Allora, penso che abbiamo un atleta che ha iniziato da giovanissimo, abbiamo uno che ha iniziato un po' più da più grande, che è, scusatemi, mi sto perdendo, Filippo Tiberti, che sei tu. Allora, prima ci racconti com'è che ti sei approcciato al tennis, che è una storia particolare, curiosa, che è iniziata nel 2020. Sì, non ho fatto subito tennis io, ho provato nuoto e calcio, però non mi piaceva l'ambiente, quindi ho cambiato e durante la pandemia nel 2020 nel garage, diciamo, deserto di casa mia, durante la pandemia ho iniziato a giocare con mio padre e mia sorella e da lì poi mi hanno dato il via per iniziare a giocare a tennis e nel 2021 sono andato al Circolo Tennis Lavagna e mi sono trovato subito bene e adesso è 3 anni che gioco e faccio già tornei, sono già avanzato un po' di classifica e spero di migliorare. Sono finite le restrizioni ma tu sei rimasto comunque. Sì. Mi dispiace di aver iniziato tardi, però ormai guarda al futuro e vediamo. Grazie. Vabbè. Allora, intanto che ci sistemiamo, vediamo ancora il servizio della Virtus Entella in casa con la Carrarese. Abbiamo fatto un primo tempo all'altezza, secondo me. Siamo passati in vantaggio, poi dopo abbiamo preso un gol per disattenzione, per posizionamento sbagliato della fase della linea nel corner. Oggi abbiamo commesso tutti gli errori che negli ultimi 3 mesi non avevamo commesso e questo è il rammarico perché la partita si era incanalata come avevamo previsto. Purtroppo poi ci sono gli infortuni dei singoli e a quello non puoi mettere riparo e quindi accetti contro una squadra molto forte. Ritengo che dopo il Cesena sia la squadra più forte, la Carrarese. E dopo averla vista ne sono convinto, sicuramente più forte di noi, quindi il campo ha detto questo e bisogna accettarlo. Sicuramente ci si divertirà nel commentare questo 3-1, ma se poi si va a analizzare in maniera lucida e corretta ci si renderà conto che la squadra è rimasta in partita fino a che siamo rimasti in 11, dopodiché siamo usciti dal campo e questo è un aspetto che non mi è piaciuto perché in ogni caso le partite vanno perse sempre con dignità e noi alla fine ci siamo un po' disuniti, abbiamo rischiato troppo e non va bene. Allora farei fare un commento sia su Sessi che sulla Virtus anche a Simone Di Lisi. Simone, cosa manca alla Virtus Entella per qualche vittoria in più? Ma sai, comunque la Serie C non è un campionato facile, soprattutto perché, come ha visto anche il Sestri, ha vinto contro la terza in classifica, puoi perdere contro l'ultima, quindi di conseguenza poi all'Entella manca qualche giocatore, però è una squadra che è in pianta stabile in Serie C ormai da un po' di anni e è un grande merito questo perché non è per nulla facile. Riguardo il Sestri è una grande sorpresa, sono molto contento perché stanno facendo veramente un bel campionato, se lo meritano, perché hanno un grande allenatore che stimo molto e di conseguenza penso che possano salvarsi, come penso che l'Entella possa tranquillamente stare dentro i playoff. Ecco Simone, cosa diciamo a tutto il gruppo della San Margheritese, allo spogliatoio, soprattutto al mister Alessandro Giacobba che voglio salutare, che è famiglia musicista. Uniti per la salvezza, possiamo dirgli così? Assolutamente sì, siamo concentrati, non molliamo niente da un po' di giorni che ne parliamo e da un po' di giorni che siamo convinti che il nostro gruppo è talmente forte che riusciamo a uscire da qualsiasi situazione, come ci è già successo in passato, quindi su quello non abbiamo dubbi e l'entusiasmo non ci manca. Ecco, naturalmente l'assessore fa il tifo, no? Io vado tutte le domeniche in casa a seguire la San Margheritese. Ah, però. Sì, ho il mio posto, defilato. Allora bisogna arrivare alla salvezza. Me lo auguro, certo. È un campionato difficile, però penso che il loro impegno non mancherà. Allora, anche lei fa il tifo con i ragazzi che abbiamo visto prima. No,
A quello ci pensava mio figlio. Allora, visto che siamo, cominciamo a salutare. Assessore, ci salutiamo, buon sport. Grazie. A Santa, ci vedremo per la serata del centro. Senz'altro, sarà una bella serata. C'è già la data? Primo marzo. Primo marzo, sì, abbastanza tra poco. Allora ci vedremo quella sera. Un applauso a tutto lo sport a Santa Margherita Ligure. Sia Giacomo, sei d'accordo, lo spogliatoio unito? Sì, assolutamente. Penso la forza più grande che abbiamo insieme ai ragazzi, è una cosa che ci unisce, la cosa che mi ha sorpreso di più essendo nuovo è questa cosa qui, e non ho mai trovato un gruppo così forte, ma più che il gruppo proprio l'ambiente. E quello anche che fanno i ragazzi del settore giovanile è bellissimo, è l'essenza di questo sport, secondo me. Bene, allora un consiglio di Luca, cavallo a... Vabbè, in questo caso abbiamo parlato dei giovani, un consiglio alla prima squadra, cosa bisogna fare? La squadra sicuramente ci devono credere, è un gruppo forte, ha qualità, quindi secondo me hanno perso un po' mentalmente dell'autostima. Ma ci sta in questo momento qua non facile, però il gruppo può aiutare parecchio a risalire la classifica, anche perché è una squadra veramente con tante qualità sia tecniche e soprattutto morali. Non bisogna sicuramente aver paura, non abbattersi, e quello che credo in più nella salvezza è il coraggio e la personalità che devono mettere in campo ogni partita, che è fondamentale per affrontare un campionato, soprattutto quando sei giù in classifica. Allora, prima di chiudere con Santa abbiamo un volto di Telepace qua che è anche mamma, gli facciamo fare un saluto perché non ha paura delle telecamere, che è la nostra Emanuela Castello. Alzati Emanuela. Allora un saluto come mamma in questo caso. In rappresentanza e facendo un applauso a tutti i genitori che incastrano lavoro, le strade liguri, gli allenamenti dei figli, che riescono, insomma, perché ci vuole la costanza negli allenamenti, come avete detto tutti, ci vuole la costanza anche di famiglie che ci credono, insomma, è un'alleanza, credo, no? Quella che si porta avanti fra società sportive e famiglie, insomma. Io stimo le mamme del calcio, perché... alle 8 del mattino a gennaio, quando partono, le vedo che partono, dico vabbè, complimenti. Tu invece sei mamma della danza, poi? Io danza, ho basket, Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure, un giovane tesserato da pallonuoto. Ecco, perciò comunque rappresenti un bel gruppo di sportivi. Però tutti al chiuso, ecco. Va bene, allora salutiamo la redazione di Telepace qua con la mamma Emanuela. Luca, oggi... Il piccolo ferro l'hanno portato in piscina, via. Dai. Sai che io sono Devi aggiungere qualcosa per il pallanuoto? Ma direi da seguire quest'ultima settimana dei mondiali, pallanuoto e nuoto. E poi sabato ricomincerà il campionato di A2 con alcune partite decisamente, già siamo al girone di ritorno, comincerà il girone di ritorno e ci saranno già alcuni scontri importanti, scontri diretti nella zona playoff e metà classifica, quindi senz'altro una giornata della 2 maschile senz'altro tutta da seguire, poi la commenteremo lunedì prossimo, vedremo che risultati. Bene. Jennifer, il saluto al Tennis Lavagna. In bocca al lupo per tutto. Avrete tante partite perché Serie C, maschile e femminile. I campionati, sì. Iniziano da inizio marzo, partono i ragazzini più piccoli e noi entriamo in scena a fine marzo per poi finire con le gara scuole dei giocatori più grandi verso a maggio-giugno. Bene, Michael? Niente, vorrei fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi che inizieranno ora queste gare. Facciamo Sinner nel Tennis Lavagna oppure no? Classifica o come potenzialità? Ne potenzialità, tanti. Tanti, sì, siamo fortunati. Bene, allora un applauso al tennis.
Beatrice, ci salutiamo con la danza, ci siamo già dati appuntamento nel saggio. E invece salutiamo tutte le ragazze qua presenti in rappresentanza. In rappresentanza, sì, di tutti gli altri corsi, grazie per essere venute e il nostro appuntamento appunto è la conclusione dell'anno delle lezioni con il saggio finale. Bene, benissimo, alla danza, gli amici della danza. E invece Aldo, devi darci 2 o 3 appuntamenti, no? Sì, no, volevo un attimino, mi è piaciuto tantissimo quel ragazzino che prima ha parlato, che fa parte della Under 12 della San Margheritese, che praticamente ha espresso un po' la sua, diciamo, condizione all'interno di questa società. È vero che lui ha passione e si diverte. Ecco, in questo caso è proprio quello che succede nel centro federale territoriale, ma che dovrebbe succedere in tutte le società. Il mister qui presente, che io conosco benissimo, e quindi so chi è proprio un allenatore che ha saputo trasmettere questi valori. Perché? Perché ha messo al centro di tutto, come protagonista, il calciatore, che è la cosa più importante in questo caso. E poi ha creato un clima sereno. Perché? Perché lui non gli crea quella situazione di ansia di prestazione. Ecco, questo a me è piaciuto tantissimo e questa è la dimostrazione che praticamente avviene nei centri lo vediamo federali. ancora qua, guardiamo se con le telecamere riusciamo a salutare qua la prima fila. Poi ci sono altri appuntamenti, intanto volevo informare che comunque nella delegazione di Chiavari è già partita la fase primaverile, anche nelle altre delegazioni, chi prima, chi un po' dopo, e ci sono tanti altri appuntamenti, tanti altri tornei federali che sono già partiti, ma ce n'è uno in particolare che volevo sottolineare, poi comunque per informazioni basta chiamarmi, perché ormai il mio numero ce l'hanno tutti, o basta andare, oppure leggere i comunicati, molto importante leggere i comunicati ufficiali che arrivano a tutte le società. Che arrivano in tutte le società. Però c'è un torneo in modo particolare che mi sta a cuore, che è un torneo di calcio a 5. Purtroppo il calcio a 5 non è nella nostra regione molto sentito. È un torneo dedicato agli esordienti e ha questa particolarità che è dedicato praticamente alle scuole di calcio a 5 e anche alle scuole di calcio che non lo praticano. Quindi è un'occasione per queste società per potersi iscrivere e poter praticare anche questo tipo di calcio che è molto propedeutico alla tecnica, ti forma tantissimo e quindi è molto utile per la crescita e la formazione di ogni calciatore giovane. Bene, allora salutiamo Aldo e Mauro, il nostro cantante, Grazie, complimenti per grazie la canzone. Buonasera, grazie a tutti. Alla prossima. Alla prossima, grazie. Allora, Giacomo e Luca, salutiamo tutta la nostra squadra, in regia, i cameraman, gli addetti a tutte le cose che insomma fanno funzionare la puntata. È andata stati bravissimi stasera. Benissimo anche questa sera. Ciao Luca, ciao Giacomo. Buonasera a tutti. Buona settimana a tutti, ci vediamo lunedì prossimo.